Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Spezia Calciomercato Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene e prima di tutto grazie per i 45 iscritti, veramente grazie, 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 perché tra 5 iscritti ragazzi, tra 5 ne mancano 5, possiamo incominciare a fare le live. Ragazzi, quindi a prescindere da questo, delle live, i 50 iscritti sono fondamentali qua giù, è il nostro obiettivo. Quindi fate girare il canale il più possibile, così arriviamo a 50 iscritti. E poi ovviamente ci saranno altri obiettivi. Come quello là dei 100, dei 150, dei 200, dei 300, però vabbè, iniziamo ad arrivare prima ai 50, poi che si vede. Allora, in questo video, oltre al piccolo ringraziamento che vi ho fatto, che è durato quasi un minuto, però vabbè, in questo video parleremo di una notizia che sta girando adesso sui social, soprattutto Instagram, Facebook, e poi dell'intervista fatta al procuratore, cioè, scusate, all'agente sportivo di Lobotka, centrocampista del Napoli. Partiamo subito da Lobotka, anzi, allora, l'agente di Lobotka, il procuratore sportivo, no, l'agente sportivo, mi sono confuso, scusate, ha detto che tramite un'intervista lasciata a Radio CRC ha dichiarato che i carichi di Antonio Conte per gli allenamenti sono troppo duri, deve diminuire i carichi di lavoro e fin qua io posso essere d'accordo che Conte deve diminuire i carichi di lavoro perché sennò tutti i giocatori si infortunano. Però la maggior parte dei carichi di lavoro sono uguali alla stessa cosa, cioè sono uguali all'annata scorsa. Tu mo, no, ti fai uscire che i carichi, solo alla seconda annata, che i carichi di lavoro sono esagerati per un club come il Napoli e per alcuni giocatori del Napoli. Ma bello mio, se i carichi sono come dici tu, perché non ti sei venuto a lamentare l'anno scorso? Cioè, o se ti sta antipatico Conte e vuoi che Lobotka se ne vada via a fine stagione e si prendano giocatori più forti, oppure più giovani, che hanno più prospettive di diventare più forti di Lobotka, e fin qua ci può stare, magari vuoi prendere qualche giovane di talento e farlo giocare, però ricordati che Lobotka se non ci sta, soprattutto in questo momento di crisi del club partenopeo, cioè se non ci sta Lobotka che è il metronomo del Napoli, noi stiamo guardando, tu uccidi una squadra. Se questa cosa di un possibile trasferimento, come ha parlato il procuratore di Lobotka a gennaio, cioè noi stiamo in guaietto. Cioè, non so se mo è vero quello che dici che Lobotka se ne vuole andare da Napoli, ma non penso. Perché tu dopo la vittoria di uno scudetto, non penso che te ne vuoi andare, no? Cioè, solo alcuni calciatori dopo l'andata, se vi ricordate, dopo l'andata dello scudetto di Spalletti, che dopo l'annata 23-24, i giocatori sono tutti molto accesi. Se ne volevano andare tutti. Poi è arrivato Conte e ha detto: Senti, io ti garantisco questo, questo e questo tramite delle chiamate. E si sono vinti quasi tutti i calciatori. E l'unico a non convincersi, forse se ne sono andati uno o due, no, uno che non si è convinto del tutto, è Zelinski. Infatti non ha rinnovato con il Napoli e se n'è andato a parametro zero all'Inter. Poi, ma visto la fine che ha fatto, all'Inter non gioco mai, cioè, Però vabbè, passiamo a una notizia, alla notizia che vi ho parlato a inizio video, che sta girando sui social. Allora, la Juventus, cioè il Milan, scusate, dicono che il Milan può acquistare l'attaccante canadese della Juventus, Jonathan David, a gennaio.
A me al momento non risultano possibili trasferimenti al Milan in questo momento a livello di attacco. Ci stanno altri nomi in palio che vi porterò nei prossimi contenuti per il club di Milano, ma la priorità, cioè non la priorità, ma il Milan non ha neanche lontanamente pensato di andare a prendere Jonathan David della Juventus, perché al momento Jonathan David più o meno bene o male è contento di stare alla Juventus, solo che deve trovare quella quadra perfetta, magari si deve adattare un poco, deve avere un po' di tempi di adattamento e dire, vabbè, datemi qualche mese di adattamento e poi mi sblocco a fare gol. No, che dopo manco 6 mesi che è stata a Juventus, escono notizie di possibili trasferimenti altrove, che sia al Milan, all'Inter, al Napoli, all'Atalanta. Non ci stanno voci sicure, non ci stanno, non c'è, almeno a quanto ne so io, non ho fonti certe che mi dicono che Jonathan David si può trasferire o a gennaio in estate al Milan, a Milano. Non ho fonti attendibili su questo. Cioè, non ho proprio fonti che mi parlano di questo. Cioè, per il Milan, per l'attacco del Milan, le mie fonti mi parlano di tutte altre cose. Cioè, per farvi capire, magari qualche fonte attendibile mi ha detto rinnovo di Gimez. Si sta programmando il rinnovo di Gimez. Poi si sta pensando di prendere attaccanti giovani che possono esplodere, che possono esplodere. Prendere per esempio il Milan sta pensando di prendere in prestito questa qua è un'esclusiva che vi porto, che vi porto solo a voi. Il Milan sta pensando di prendere in prestito da gennaio a giugno 2026 Hendrik, attaccante del Real. Però non voglio approfondire questa cosa perché siamo solo agli inizi, quindi non mi va di approfondire meglio su questa cosa, poi se ne parla più in futuro. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, l'obiettivo come vi ho detto all'inizio video sono i 50 iscritti e mi raccomando lasciate un like, ciao!